WH, Radio Popolare, Consuelo Michetti e Matteo Villaci. Oggi siamo in studio con Fritz Da Cat. Benvenuta a Radio Popolare, Fritz. Grazie, ciao ragazzi. È bello averti qui ed è bello ancora di più aver scoperto che a Radio Popolare tu registrasti nel 91 la tua prima demo. Sì, ero in compagnia del mio compagno di classe che avevamo iniziato a far musica e avevamo qualche amico, non mi ricordo come mai finimmo qua, cioè qua che in realtà era là perché la sede era in via Stradella, e registrammo su questo 4 tracce che c'era in uno studio, ci diedero così, insomma ci dissero usate sto studio e noi facemmo questo demo che si chiamava Rap Pubblica, no? Rap Pubblica Fetente si chiamava, ed eravamo noi disegnati in copertina con 2 mazze da baseball pronti a sovvertire il sistema. Una copertina punk di fatto per un disco no, rap. No, era rap, vabbè, all'epoca bello, era molto legato alla politica, molto militante. Sì, all'epoca e poi che giro ha fatto quella demo? Sì, adesso fa sorridere, forse non dovrei dirle ste robe perché bisogna far finta di sì, in effetti. No, mi ricordo che ne facemmo una 50 di copie e ce le vendemmo alla festa del neonato PDS, si chiamava. Ah, sì, sì, me lo ricordo. Una quercia. Era morto il Partito Comunista e noi suonammo alla festa proprio del PDS. Ne esistono ancora copie di quella no, primo demo? No, non ce l'ho. A ruba sono andate, vendute tutte. Erano 2. No, ne avevamo fatte poi qualche tempo. Dai. Perché nel frattempo il socio mio era il rappresentante d'istituto, allora le vendevamo alla scuola, no? Quelli sono ganci importanti secondo me per diffondere all'inizio. E quindi oggi ritorni qui da noi, back to the roots, ma direi anche di passare alla nostra intervista. WH ha una domanda che è imprescindibile, che è la prima che ti facciamo. Che è piatto preferito? La pasta al pesto di mia mamma. Fantastico, mi piace quando si arriva decisi e si sa già dove, insomma, qual è la risposta. Cosa avresti fatto se non avessi fatto musica nella vita? Beh, io non ho fatto musica nella vita veramente, no? Come si dice, di professione, ma anzi ho ripreso adesso e ho fatto per 12 anni il commerciante, quindi una cosa che ha ben poco a che vedere con la musica, una cosa molto concreta e pratica, no? Coi piedi per terra, per così dire. E in qualche modo mi piace questa cosa di rivendicare un mio molteplice ruolo, cioè insomma non mi sento musicista proprio a titolo pieno e non mi sento sicuramente solo musicista che voglio fare solo quello nella vita, per cui ho fatto il commerciante, adesso ho ripreso a fare musica, ma conto che farò anche altre cose, non sempre l'impresa, business, a me piace possibilmente adesso nell'entertainment, però. E da bambino che cosa sognavi? Come ti vedevi da grande? Come ingegnere, ma poi ho scoperto che la matematica non è roba mia, per cui mi piaceva più l'idea astratta dello scienziatone inventore. Se non sai fare 3 più 4 più X. Sì, esatto. Anch'io ho un po' di sogni che ho messo nel cassetto per colpa della matematica, perché a un certo punto ti ci scontri e dici no, se questa roba non sono capace è meglio che lascio perdere anche l'altro, perché insomma già. Ti chiude un po' di porte. Invece a livello di viaggi, una città dove ti piacerebbe vivere? Amsterdam. Perché è una città, è uno dei 3 aeroporti più importanti d'Europa, insomma, è una città vera, no? Una città europea vera. Però piena di piste ciclabili, ne parlavamo prima in fuori onda, ci siamo fatti una chiacchierata su come sono nate le piste ciclabili ad Amsterdam e ti ho scoperto documentatissimo, informatissimo su questa cosa. Sì, perché proprio posso dire che è la mia seconda città, ci passo tanto tempo, spesso, tanti amici e stavo per prenderci una casa e non escludo di farlo in futuro perché è vivibilissimo, è comunque un taglio di città che per me è il top, sono neanche 1 milione di abitanti, è più piccola di Milano, però non è troppo piccola, insomma è più piccola, è l'ideale per me. La misura giusta. Sì. Sport? Ne segui? Sport? No, non seguo mezzo sport e devo riprendere ad andare in palestra. Però usi la bicicletta per muoverti e quindi comunque è un po' di una sorta di attività fisica. 1 ora e mezza al giorno ci sto in bicicletta e questo vogliono dire 20 km al media in giorno li fai. E quantomeno butti sai fuori perfettamente tutti i tempi da un punto all'altro della città, cioè sei come parlare con te e come consultare non so il sito della TM, no? Che ti dice 3 minuti, sì esatto,
Fritz Maps per quanto riguarda le biciclette. Lui lavora per Google e calcola i tempi in bici. Esatto. Sai che puoi calcolare. Quando tu trovi il percorso, in realtà ci sono io lì dietro che te lo faccio. Li ha testati tutti, da tutti i punti di partenza, da Corsica. No, a Milano New è York. piccola, si gira veramente Sì, in 20-25 minuti arrivi fuori. Arrivi Milano ovunque. addirittura, sì. Ultimo libro letto? Quello sto leggendo una fava perché in realtà leggevo tantissimo da piccolo, poi ho iniziato con la musica e quella è la cosa che mi ha assorbito. Che occupa il tempo. Sì, all'università tipo leggevo tanto per la scuola e quello è buono perché appunto scienze politiche, ma non l'ho finito. Un film che consigli? Pacific Rim, l'ho visto stanotte ed è figo di brutto perché perlomeno se sei nato dall'83 in giù lo apprezzi perché hai visto i cartoni giapponesi e non so come hanno fatto, però riproduce proprio quel mood del cartone giapponese di robot. E funziona. Goldrake, Mazinga o i più recenti Voltron e questo. Sì, funziona di brutto. Ti sembra di vedere un cartone animato, però l'hanno fatto a film proprio. Quindi... Sì, ti dà quell'emozione, sai quando entra nella cabina, comandante, entra nella Fantastico. cabina e combatte contro i mostri cattivi e proprio ti sembra di vedere il cartone da bambino. Sì, ci godi di brutto. Direi di andare ad ascoltarci un altro pezzo dal disco. Siamo rientrati da Never, adesso ci andiamo ad ascoltare Bei Momenti con Fabri Fibra. E questo era Bei Momenti, Fritz da Cat con Fabri Fibra. Fritz da Cat che è qui con noi negli studi di Radio Popolare, ospite di WH. Veniamo adesso a parlare del tuo disco, uscito da pochi giorni. Insomma, un piacevolissimo ritorno alla musica per te. Ci dicevi che per anni ti sei occupato di commercio e hai un po' lasciato da parte la musica. Come ti è venuta voglia di rimetterti a fare musica? Avevo bisogno di soldi, questo era un buon momento per tornare, visto la moda del rap. No, è uno scherzo, ragazzi. No, vi vedo annuire con piacere. No, compiaciuti no. Non è vero. No, il contrario. Grazie al mio lavoro ho raggiunto, si può dire, no, un po' di solidità economica così. E credo sincronicamente, incontrando un po' di persone, DJ Shablo, poi Reset, che è il gruppo di musica elettronica del mio fratellino qua a Milano, e un po' di input così eccetera, ho delegato delle cose sul lavoro e quindi avevo più tempo per me e questa cosa insomma ha preso il sopravvento e sto dedicando veramente tanto tempo. Mi sta assorbendo, è una vocazione, no? Mm-hmm. Ero in mezzo al lavoro 15 ore al giorno, è arrivata la chiamata. Di nuovo la chiamata. Che bello, sì. La vocazione. Proprio come una vocazione. Per niente arrugginito, by the way. No, quando ho ripreso 3 annetti fa, ti assicuro proprio ce n'era da scrostare di ruggine. Sì. Quindi insomma è 3 anni che un po' ti prepari a questo grande momento. Sì, no, non è una preparazione razionale in vista di qualcosa, è stata che appunto risucchiato e poi ho dato lo sfogo naturale facendo sto disco, però non è stato pianificato. Adesso rinizio e faccio un disco. Quanto lavoro c'è dietro a questo tantissimo disco e come è funzionato, visto che comunque ci ha rappresentato davvero una fetta enorme di quello che oggi è. Sì, infatti è sia scena. Sotto diciamo il profilo strettamente artistico ho passato letteralmente 15 ore al giorno davanti alle macchine per questo ultimo anno e mezzo e poi anche dal punto di vista organizzativo logistico ci sono stato parecchio dietro, perché ci sono 20 tracce con una trentina di artisti, per cui nel day by day finalizzare tutte le cose è stato un lavorone, devo dire la verità. Sai qual è la cosa bella di quando ascolti questo disco? È che vedi come chi è stato parte attiva di quella parte del rap italiano a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000 è riuscito poi oggi a tornare e ad essere super attuale. Cioè sul tuo disco ci sono Lolo, Rocco Hunt, al pari di Fabri Fibra, con cui avevi già collaborato ai tempi, D'Argen, quindi sei riuscito proprio a tornare a capire qual era il meglio e chi volevi sul tuo disco. Com'è stata un po' la scelta? Come hai scelto le persone con cui collaborare?
il criterio, per quanto mi riguarda, il criterio quando fai un po' in qualche modo il direttore artistico, il regista, no? La mia posizione, magari ecco, gli ascoltatori giustamente non sanno chi cazzo è sto Fritz the Cat, no? Io faccio il produttore, cioè faccio la musica e poi gli artisti, soprattutto i rapper, completano la traccia. Per dire che il mio ruolo è quello di fornire la base, la musica al rapper, insomma. E io nel momento in cui io faccio una musica, io faccio musica, no? Tutto il giorno sono lì e faccio basi una dietro l'altra. Poi succede che quando le risento dico qua ci sentirei quello e quell'altro, no? Allora li contatto, gli dico io qua ci sentirei, perché non fai un pezzo magari che parla di questo? Mi viene in mente anche l'argomento a seconda del mood, così, e li chiamo e gliela do. Poi è il criterio con cui li scelgo, tra virgolette, o quantomeno li invito sui miei prodotti, è unicamente, che sembra una scontatezza a dirsi, però ci tengo, unicamente se mi piacciono. Ecco, quindi il criterio di selezione è stato innanzitutto dettato dal tuo gusto personale. Sì, il gusto personale, quello è se mi stanno antipatici ma mi piaccio, li contatto ugualmente. Ecco. Viceversa, tanti amici che però non rientrano magari nei miei gusti o in questo lavoro non sono stati inclusi nella cosa. Ci sono comunque, dicevi prima, una trentina di rapper che si alternano sul disco, anche più di uno per traccia in alcuni casi. Tu diciamo che riesci a rappresentare un punto focale che un po' li mette d'accordo, nel senso che non è facile fare un disco che includa tutte queste personalità diverse, sia a livello dal geografico al temporale, proprio perché veramente c'è dentro da Lolo a Turi, per dire. Come vedi invece oggi tu, che riesci a essere un po' al centro nel tuo ruolo di questo movimento, il movimento in sé? Dicevi prima di questo hype, di questo momento forte, come lo valuti? Quando sei in mezzo a una cosa, no, ci siamo in mezzo tutti, è difficile capire cosa sta succedendo bene, no? Si possono formulare ognuno fa le sue analisi, ha la sua prospettiva, per cui è veramente difficile capire cosa sta succedendo. Sicuramente, come sugli occhi di tutti, insomma, qua ha invaso qualsiasi dal talent show tra virgolette commerciale della TV generalista all'underground, il livello più basso non in termini qualitativi, più bassi in termini di esposizione, di profondità. Sì, tutti, è la cosa che se tu adesso sei a scuola, infatti io questo mi chiedo spesso, se io facevo il reppettaro da ragazzetto per essere diverso da tutti, no? Cioè esatto. La molla, voglio essere diverso, i miei compagni ascoltano tutti gli 883, no, io voglio essere diverso. Invece oggi lo fanno per essere uguali. Sì, per essere, cioè per quindi non lo so, però magari non è, questa un po' ogni tanto mi viene però non sono sicuro sia neanche esattamente così. E anche tra quelli che lo fanno, di giovanissimi, di adolescenti, li vedi quelli più un po' pecore che seguono il gregge così, e quelli più dentro al... Insomma, quelli che si limitano a fare rap e quelli che invece insomma hanno anche una certa dose di hip hop nelle non vene, è quello dici? Il problema, Consuelo, non è il problema di rap e di hip hop. Uno può anche fare rap senza essere hip hop, per quanto mi riguarda. Non siamo mica qua i talebani del... Cioè, anzi, io auspicherei che insomma l'hip hop così come lo conosciamo, le 4 discipline eccetera, cioè c'è già stato. Se si ibrida con altre cose ben venga, e anzi sarebbe nostro precipuo dovere adesso da italiani ibridarlo con qualcosa, dando via. In tal senso c'è Rocco Hunt, un napoletano che conosciamo salernitano, bene. Lo conoscete? Sì. Bravissimo lui, un mostro. E adesso in qualche modo involontariamente, non l'ha pianificato, però è uscita fuori questa cosa di sintesi di cultura locale loro, neomelodica, col rap che in effetti è nuovo, è sempre derivativo, però no, c'è una fusione in qualche modo con ed è quello che vorrei succedesse qua. Quindi non è un problema di rap, tu sei rap ma non sei pop. Queste sono un po' polemiche. Ecco, mi piace molto sentire questo punto di vista da una persona della tua generazione. Non capita tutti i giorni, anche qui a WH si sono alternate diverse voci e diversi pareri, anche contrastanti. Certo. E forse abbiamo posso tutti, dire siamo che vecchi ma non siamo mica concordi, no? Posso dire che è forse la prima volta che sento un parere così aperto.
sì, questo non piacere. È per mancare di rispetto a quello che abbiamo fatto, anzi, quello che abbiamo fatto è sacro ed è giusto che venga in qualche modo preservato e tramandato, quello che vuoi, però non ci si può, come posso dire, crogiolare all'infinito sul nel quanto era bello, vorrei che fosse così all'infinito, perché è una delle cose più ovvie di questo mondo, che le cose scorrono, passano, cambiano e bisogna, cioè neanche bisogna accettare il cambiamento, no? Non bisogna cambiare succede, tutti cambiamo, certo, anche bisogna senza sceglierlo, sì, volenti o nolenti, insomma. Ma senti, e quindi, allora, posto che sia difficile analizzare oggi tutta questa situazione e dove ci porterà, ma così a naso, a sensazione, tra non so, 3-4 anni, come vedi la curva del rap in Italia? Ancora crescente o stabilizzata, oppure senti che ci potrebbe riessere questa fase ciclica che tutti dicono che ritornerà di vacche magre? Di vacche magre? No, non credo, semplicemente perché anche questo è un meccanismo più grosso di noi, e anche se non vogliamo questa cosa qua, l'hip hop in generale, poi in tutte le sue declinazioni urbane, in tutte le sue sfumature, non è successo solo in Italia, che ha invaso tutte le sfere della produzione culturale, è successo in tutto il mondo e noi ci siamo allineati, non possiamo sottrarci neanche se vogliamo. Per questo quello che voglio dire, impegniamoci allora a fare qualcosa di un po' più nostro. E poi ci tengo a precisare che le mie parole di prima, magari molto simili, sono usate da taluni poi per giustificare delle schifezze che fanno adesso in nome della sperimentazione e dell'ibridazione. Chiaramente. No, ecco, no, attenzione. Non è che va bene tutto, vale tutto. No, poi vale tutto, nel senso che ognuno faccia quello spacchio che vuole. Però io, ecco, quando poi in realtà è strano, perché senti il mio disco sembra molto tradizionale, no? E per certi aspetti lo è. Però quantomeno nell'attitudine religioni qua non ci piacciono, ecco, mettiamola così. Molto bene, torniamo un attimo al disco, aggiungiamo una traccia in corsa. Qual è la traccia che a te è piaciuta di più del tuo stesso disco? Di solito la risposta preconfezionata a ste robe, guarda cara, sono tutti figli miei, esatto, è come scegliere tra un figlio, è come scegliere tra... Allora scelgo il figlio grande il figlio, no, questo perché no, è vero, perché poi in realtà ho scartato un botto di roba, quindi tutte le cose che ci sono mi piacciono. Io avevo registrato quasi il doppio dei pezzi, ma una ventina sono stati accantonati. Ma senti, una deluxe edition? No, niente, quindi non usciranno mai. No, ce li siamo persi. No, però quindi ho setacciato veramente quello che mi piace, ha trovato le pepite d'oro. Sì. E quindi però setacciando ulteriormente, il pezzo più rotondo che è quello di Noise Narcos, che si chiama With or Without It, che non so perché, però è quello che mi acchiappa. Bene, andiamocela ad E allora ascoltare. questa è la creme della creme. Check. Un suono così rotondo ma completo, anche è venuta con... bene, porca puttana. Sì, è venuta proprio bene, porca sì, puttana, guarda, veramente. È venuta sottoscrivo. Veniamo al tuo rapporto con la musica e alle sue origini, quindi come nasce il tuo rapporto con la musica, cosa ascoltavi da piccolo? Sei stato allattato a pane rap o c'era già? No, a parte che letteralmente non c'era, no, io sono del 75, esatto. Quindi no, né in famiglia una gran cultura musicale. Mia mamma del 50 ascoltava i Beatles e avevamo da piccoli qualche cassettina dei Beatles. Ecco perché Lennon, questa maglietta che indossi oggi con tutti i nomi di questi gruppi, li ho scoperti rock. Più nei primi anni del liceo. Non era mia mamma, appunto, non mi ha portato mia mamma i Beatles e basta, non c'era tanta musica in casa. Sulla tua maglietta leggo Led Zeppelin, Beatles, Pantera, Jimi Hendrix, Beastie Boys, Ramones, Kiss, Metallica. E poi il claim è: le nuove band fanno schifo. Esatto. Sopra tutte queste, per contraddire quello che dicevamo scritta. prima sul vecchio e sul nuovo. No, quindi in realtà a casa tua giravano Beatles fondamentalmente. Sì, poca roba. Poi nei primi anni delle superiori ho scoperto l'alternativismo, che sei alternativino a 14 anni, sei i Doors, i Sex Pistols e tutto qua, e tutti questi, no? Tutti questi sulla mia maglietta che sono scritti, che non vedete. Esatto. Però. Che non vedete, quindi vi attaccate. Qualcuno ve l'abbiamo letto, se non altro. E invece quando inizia è come il rapporto con il rap, con l'hip hop? Sì, appunto a 16 anni nei primi 90, questo scampolo di cosa di cultura politica che c'era nei licei milanesi. Allora emulammo, io e il mio compagno di classe, i neonati Isola Posse e Onda Rossa Posse. Quindi eravamo prima di tutto piccoli politichini
presunti impegnati nel coso. E poi di conseguenza ci interessammo al rap italiano neonato e centri sociali e così via. Ci tengo anche a sottolineare che ben presto sono scappato da quella roba lì, perché ho capito che, almeno ho capito che in realtà, tipo, se io guardo adesso i 99 post, tutti questi qua, sembra un po' sempre che la politica sia un pretesto per questi, ormai sono brandizzati così, e allora politica, gli stessi assalti frontali. Sento sempre la necessità di dare lezioni, tanti di questi gruppetti politici, e spiegarla. Poi sicuramente predicano bene, non so quanto è come Razzoli. Sì. Ratzinger, no? Ratzinger. Ormai neanche più Ratzinger. Prima ti sei lasciato scappare che rappavi anche, certo, e sì, poi com'è che hai capito che magari eri più portato per la produzione di suoni? Me lo fece capire Mauri B, che è questo rapper di Torino. Tu sei di Torino, no? Sì. Consuelo. Lui di Nichelino, era letteralmente il South Bronx d'Italia, per come era un posto molto 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 duro e molto... sì, poi ai tempi insomma Torino era un cardine importante per il rap in Italia. Sì, decisamente. E allora Mauri B, che era questo rapper molto bravo, mio coetaneo, ci presentò ESA, io gli facevo delle basi e rappavo anche, però no? Allora gli facevo sentire come rappavo così, e lui mi disse proprio nonchalante così, secondo me tu dovresti smettere di rappare, guarda che non sei bravo, sei molto più bravo a fare le basi, sai, con l'accento un po' calabrese, un po' torinese come a Nichelino, no? E io, oh, ma come? Sì, la giornata è fatta, e lui prendeva anche un po' cose mistiche alla Zulu Nation, e diceva la giornata è fatta di 24 ore, l'energia è quella che è, se tu la impieghi per fare le basi poi diventi più bravo ancora. L'accento è quello, comunque, sì, no? Fantastico. E io dissi no, in effetti non ha tutti i torti, cioè lo capii da me, come se fai atletica e fai salti in lungo, salti in alto, esatto. E disperdi bravo energia a fare il lancio del certo. peso, faccio quello. Bene, adesso ritorniamo un attimo, ultime chiacchiere sul disco. È uscito di recente il video di Never, il pezzo con Gue Pequeño, Nitro e Madman. Mi ha incuriosito molto il video. Allora, vabbè, il pezzo crea un'atmosfera, la base crea un'atmosfera molto mistica, tetra. Mistica, tu dici? Sì, a me suscita molto misticismo. Sì. Ok. E il video culmina un po' in questo suo finale con una scena toccante, quindi mi incuriosiva toccante. un po' toccante nel vero senso della parola, sì. E mi incuriosiva un po' sapere come è nata l'idea e insomma tutto quanto. Il video, vabbè, vogliamo dirlo, è un po' crudo da dire, però siamo fortunati, WH va in onda alle 22:30, quindi siamo già in una fascia in cui forse con termini edulcorati possiamo dire di che cosa stiamo parlando. La scena finale di questo video che culmina con questa ragazza che porta verso i genitali delle dita insanguinate dopo avermi accoppato. Dopo averle intinte poi nella ferita con cui ti ha accoppato. Sì, allora partiamo da questo presupposto. I video adesso sono un secondo livello della canzone, no? In qualche modo, perché tutti sono col loro dispositivo mobile. I ragazzi adesso spesso il video lo vedono lo sento, dicono non hai sentito quella canzone, dicono hai visto quel pezzo? Sì. Hai visto quella canzone, dicono. Quindi c'è questa sinestesia strana, sì. Ora lo vedi e lo senti, no? Quindi io nel momento in cui adesso appunto ho ricominciato a fare musica, e sta cosa dei video è completamente cambiata, come tante cose, però insomma io 12 anni fa, quando uno faceva il video, ci voleva una produzione grossa, un apparato grossa. Adesso, come si suol dire, lo fai col telefonino o poco più. Quindi io ho detto, cosa faccio per fare sti video? O me lo faccio io col telefonino, così no, come molti miei colleghi fanno. Oppure un'altra via è cerco qualche regista con cui sono in sintonia, oppure e faccio la cosa a 4 o 6 mani, la faccio con loro. Oppure prendo qualcuno di questi ragazzi giovani, che è un aspetto molto affascinante, perché è cambiata, no? È cambiata completamente il modo di fare regia, di montare, e questi giovani lo fanno nella maniera più fresca, no? Anche lì involontariamente, senza sapere cosa stanno facendo. Però vedi i ragazzi il ragazzo di Macete Crew, per esempio, Andrea Folino, lui è del 94 o 95 addirittura, appena fatto 18 anni, e fa dei video della Madonna, perché fa dei video della Madonna. Quindi ho detto, voglio prendere qualcuno di questi così giovani e fate hobbies, no? Così proprio fate. E quindi questo è il risultato di questo video, è il risultato di questo approccio. Io insomma
ho contattato questi ragazzi Lab 35 molto bravi del 90 e gli ho detto fate voi, e questo è quello che loro hanno fatto, però non li ho più visti da quando ho visto lui, allora gli devo chiedere spiegazioni anche io. Cosa vuol dire il mio video? Questo è il senso il secondo livello ho deciso di affidarlo in toto a qualcuno che facesse la cosa coi canoni e con la cifra estetica di adesso, no? Possibile. Sì, per completare il mio vecchiume, compensarlo in qualche modo, no? Allora dico, la canzone e la musica l'ho fatta io che ho un tipo di esperienza un po' stagionata, diciamo così. Il video e il video è la cosa. Purtroppo siamo quasi in chiusura, siamo al momento un po' di tornare ai tuoi gusti e di chiederti qual è il pezzo non hip hop che ci hai portato questa sera e perché anche. Io vi porto qui Painted Black dei Rolling perché mi piace, non so perché mi piace, mi mette questo mood così un po' triste e mi immagino di essere un soldato del Vietnam. Così questo americano del college che gli è arrivata la chiamata e lui parte idealista pensando che è invece. È bello, non so perché Painted Black è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto della storia della musica. Fantastico. E allora ce lo andiamo ad ascoltare. Ti ringraziamo per essere stato con noi, Fritz Da Cat, ospite di WH. Alla prossima. Quando vuoi, Radio Popolare ti aspetta. Ciao Fritz, grazie.